Il blitz dei carabinieri è portato a individuare nel Rodigino vere e proprie fabbriche della droga, 2 capannoni e un'abitazione all'Endinara fra Tapolesine e Lusia, dove veniva prodotta la sostanza stupefacente. In questa provincia sono 5 le persone finite in manette, che si aggiungono ad altre 6 arrestate tra Pistoia e Prato. 165 kg di marijuana in totale e 90 di cannabis sono stati trovati e sequestrati. Parliamo di droga che sul mercato avrebbe potuto fruttare 1.755.000 euro. È questo il bilancio dell'operazione Amleto, stroncato dai militari dell'Arma un sodalizio criminale. Secondo gli investigatori, la droga sarebbe stata destinata sia al mercato italiano che quello del Nord Europa. Le persone finite in manette sono tutti cittadini cinesi. A far arrivare i carabinieri dalla Toscana al Veneto è stato il sequestro di una maxi partita di marijuana arrivata da Rovigo. I militari di Prato sono arrivati nel Rodigino seguendo le mosse di uno degli arrestati che era già finito in manette per droga nel 2017 a Prato. Gli arrestati sono tutti clandestini, senza fissa dimora ed hanno un'età tra i 36 e i 66 anni. Nella serra scoperta nel Veneto sono state trovate 610 piante di marijuana in vaso di varie dimensioni. Gli arrestati sono stati sorpresi a confezionare 25 kg di infiorescenze e nell'essiccazione di altri 20 kg di sostanza per un totale di 45 kg. Se venduta, spiegano i carabinieri, avrebbe fruttato circa 315.000 euro. L'impianto elettrico era stato allacciato abusivamente alla rete pubblica ed il processo di maturazione della pianta veniva ridotto da 3 a 2 mesi utilizzando dei fertilizzanti con ormoni.